Festeggiare tutti insieme, mostrando l'essenza del progetto di condivisione. È stato celebrato così il primo anniversario dell'appartamento didattico, aperto dall'associazione ANFAS Villa Gimelli di Rapallo in collaborazione con i servizi sociali del distretto sociosanitario numero 14, che ha organizzato un open day di festa e di promozione alle attività. Gli ospiti della struttura, gli educatori e i genitori si sono ritrovati nella casa dove inizia il percorso di indipendenza e autonomia domestica. Questo è un felice evento perché siamo a un anno dall'attivazione di questo appartamento. A novembre scorso siamo partiti ed è voluto in questo anno, sia come gruppi, perché da pochi gruppi, adesso abbiamo 6 gruppi durante la settimana, siamo anche più di 20 ragazzi che abitano questo appartamento. Si fanno tante attività, una delle attività per la quale sono più motivati è il laboratorio di cucina. I ragazzi preparano delle liste dei piatti che desiderano preparare e cucinare, vanno a comprarlo nei negozi e poi preparano degli appetitosi piatti. Un'occasione di conoscenza, ma soprattutto di riflessione sulle modalità per promuovere la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità, con un pensiero alla giornata internazionale ad essi dedicata. È il punto di partenza per una crescita personale e poi c'è proprio questa inclusione sociale e questa capacità di stare insieme. Noi genitori saperli qui per noi è sublime, devo dire, perché è la loro quotidianità, il loro confrontarsi tra di loro, ecco. Per noi è una gioia. L'appartamento didattico diventa un punto di ritrovo, dove poter condividere la quotidianità con altre persone e creare nuovi legami. È come se mi sento a casa, quindi mi diverto. Mi piace andare in palestra e a me la palestra mi tiene in forma, poi stare qua con loro. È una compagnia, mangiare, fare da mangiare e cucinare. Momenti semplici ma speciali. Così un piatto di pasta cucinato insieme crea un legame indissolubile in questo gruppo di giovani adulti. Cucini anche tu?